L'approvazione della manovra di assestamento di bilancio è un passaggio che annualmente si compie dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, che infatti è avvenuta la settimana scorsa, sulla base delle risultanze contabili certificate nell'anno precedente. In sede di rendiconto, infatti, si certificano una serie di poste di bilancio, quelle quali la consistenza dei residui attivi e passivi, il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti dubbia esigibilità, per citare i più importanti. Sulla base di queste correzioni di fine esercizio e tenendo fermi gli equilibri di bilancio, si procede dunque all'assestamento. Si tratta di un provvedimento previsto dalle norme e dagli atti ordinari della gestione, la cui funzione principale è quella appunto di recepire i risultati della chiusura contabile precedente e di trasferirli sul bilancio di previsione. Ed è esattamente ed esclusivamente quello che si è fatto con questa manovra. Sul fronte delle entrate si è proceduto ad aggiornare il dato sugli incassi di imposte, tasse, tributi e altre entrate extratributarie, che hanno aumentato le risorse disponibili di quasi 13 milioni. In conseguenza a questo e anche ad altri fattori si sono aggiornati alcuni fondi obbligatori, prima fra tutti quello relativo ai crediti di dubbia esigibilità, che aumenta di oltre 10 milioni. Infine si sono registrate alcune poste rilevanti che hanno effetti su o maggiori entrate o minori spese. In particolare, da un lato, si sono assunte a bilancio le devoluzioni del Consiglio regionale per circa 6,6 milioni complessivi e dall'altro si è tenuto conto di un minor fabbisogno finanziario di 4,3 milioni relativamente alla ricontrattazione dei mutui. La somma di queste operazioni tecniche e automatiche ha consentito la creazione di un margine di manovra da destinare alle politiche di spesa di circa 13 milioni e mezzo per il 2021. La cifra disponibile, seppur contenuta, è stata dunque suddivisa tra i vari assessori che hanno composto un quadro articolato di interventi, quasi tutti ovviamente di modesta entità, per riprendere alcune necessità più o meno particolari. Questa è in sostanza la manovra di assestamento. Si va dai circa 200.000 euro per l'osservatorio sull'autonomia. Sul punto mi si consenta di fare una parentesi importante. Io non ho alcun problema, alcun dubbio sulla necessità, opportunità, in particolare di natura politica, che questa maggioranza ha rispetto al tema dell'autonomia. Mi sarebbe piaciuto, visto e soprattutto in virtù dei fatti di cronaca di queste ore, che un po' di risorse fossero state messe dentro un altro osservatorio che esiste in questa regione, sottofinanziato, e che forse ci consentirebbe di affrontare con tempestività il problema vero di questa regione. E sto pensando all'Osservatorio per la legalità, che è tradizionalmente sottofinanziato e che oggi invece può diventare per questa regione un punto di riferimento e di analisi importante. 10.000 euro per il trasporto pubblico locale, 30.000 euro per i distaccamenti dei vigili del fuoco. Ci sono naturalmente anche interventi più sostanziosi e penso anche condivisibili, come quelli in ambito sociale per 800.000 euro, quelli destinati al comparto della cultura, 1,4 milioni per la promozione turistica, 900.000 euro. Ci sono importanti stanziamenti anche per gli enti locali, le comunità montane, così come i 2,5 milioni investiti in conto capitale per il miglioramento della rete viaria regionale. Fatta eccezione probabilmente, come dicevo prima, per la manovra sulle attività culturali, che ha un impatto notevole, sebbene sia un po' una modalità costante quella di procedere in questo modo, in questo settore, tradizionalmente sottodimensionato nei finanziamenti in fase di bilancio di previsione e poi nel tempo finanziato man mano che arriva qualche disponibilità, cosa che naturalmente non agevola la capacità di programmazione degli operatori culturali. Però, dicevo, fatta eccezione della manovra in ambito cultura sostanziosa, penso si possa facilmente dedurre come questi interventi, pur importanti se presi singolarmente, non credo siano in grado di incidere efficacemente sull'assetto generale dell'allocazione delle risorse, proprio perché la quantità di risorse disponibili è limitata. Ma questo dipende sia dalla decisione di aver spezzettato la manovra in numerosissimi piccoli e piccolissimi interventi, ma soprattutto dall'essersi limitati a riprogrammare unicamente le risorse liberate dagli aggiustamenti tecnici del bilancio. Difficile dunque dare un giudizio complessivo di questo intervento.
perché la manovra in sé rappresenta solo l'aggiustamento contabile obbligatorio e le risorse recuperate, questi famosi 13 milioni e mezzo, non arrivano da risparmi di spesa o da valutazioni puntuali nel merito di riallocazione delle risorse, ma semplicemente da scritture tecniche di rettifica. E anche le nuove spese previste non sono costruite attorno ad un'unica scelta di intervento, ma suddivise, come da prassi, tra assessori, ripeto, anche condivisibili se prese singolarmente, ma che non credo siano in grado, così disposte, di cogliere pienamente la fase che stiamo attraversando. E questo perché, a mio giudizio, fare un buon assestamento è utile per l'ente nella sua generalità, per garantire coerenza tecnica alle scritture contabili, ma altrettanto utile sarebbe stato se fosse stato impiegato per mettere in campo per il futuro buone politiche che centrino i bisogni e colgano le necessità. L'istituto dell'assestamento di bilancio, infatti, non è pensato esclusivamente come strumento di adeguamento tecnico. Esso dovrebbe consentire l'adeguamento ad esercizio in corso degli stanziamenti del bilancio di previsione alla nuova realtà economica e finanziaria venutasi a creare nel corso della gestione. Dovrebbe dunque essere l'occasione per varare un provvedimento organico in cui, alla luce delle eventuali nuove esigenze, i valori di bilancio di previsioni vengono riassestati e riaggiustati, e non soltanto le poste tecnicamente coinvolte dalle risultanze del bilancio del rendiconto dell'anno precedente. Dovrebbe essere invece, a mio giudizio, la fase dell'assestamento un momento di valutazione complessiva della gestione attuata nella prima parte dell'anno. Dovrebbe essere un'occasione per un'analisi approfondita rispetto agli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione, dello stato reale degli impieghi realmente realizzati nei primi 6 mesi dell'anno, con l'obiettivo appunto di ricalibrare eventualmente le spese previste per ridurre al minimo il rischio di arrivare a fine anno con una parte significativa del bilancio di spesa con risorse impiegate ma non utilizzate. E questo sarebbe ancora più indispensabile, più stringente in questa fase storica. Non è un caso, infatti, che la maggior parte degli enti, anche delle regioni, accompagnino sovente l'assestamento anche una consistente variazione di bilancio. Ma per la Regione del Veneto questo non avviene mai. Le variazioni di bilancio, al contrario, quelle con cui si modifica effettivamente la destinazione delle risorse, non sono rimesse alla discussione e alla volontà del Consiglio, ma tradizionalmente legate alla Giunta. E temo che questa modalità di operare non sia solo una scelta tecnica, ma anche una scelta politica, cioè la scelta di trasferire sulla Giunta non solo le responsabilità collegate direttamente all'incarico, ma anche altre in via surrettizia, che è una modalità tipica di questa amministrazione. Le variazioni di bilancio, che al netto di quelle urgenti derivanti da necessità specifiche, per definizione dovrebbero essere interventi sui quali il Consiglio regionale si confronta, si interroga, condivide magari anche un'azione di intervento. Non a caso, infatti, anche la Corte nel giudizio di parifica ha sottolineato negativamente come nel 2020 la Regione abbia emanato un numero considerevole di variazioni di bilancio, e mi pare che il trend del 2020 sia confermato anche quest'anno. E quindi evitare, privare il Consiglio di questo confronto, di questa discussione su come riallocare le risorse in maniera efficace, io credo che sia un bruttissimo segnale rispetto invece alla necessità di costruire o provare a costruire insieme le risposte più adeguate alle necessità. Poi io, per carità, posso anche comprendere, senza condividere però, che la Giunta preferisca decidere tra sé dove disporre le risorse. Ma io credo che evitare che dopo 6 mesi di bilancio dentro questo Consiglio si apra una discussione vera rispetto alle previsioni iniziali dell'anno, rispetto alla fase che ci aspetta, rispetto ad un'eventuale riallocazione delle risorse, privare, dicevo, il Consiglio di questa discussione, credo non sia soltanto irrispettoso delle minoranze, il cui parere può anche non essere ritenuto rilevante, ma direi anche dei consiglieri tutti, che per fare questo tipo di lavoro, anche questo tipo di lavoro, sono stati
eletti. Oltre, penso, a rappresentare un'idea distorta del potere, perché, Assessore Calzavara, lei capirà che per gli enti che non possono fare deficit, quindi i comuni come le regioni, dal più piccolo al più grande, l'allocazione delle risorse e le relative modifiche costituiscono sostanzialmente il senso delle politiche pubbliche che mettiamo in campo. E io penso che dopo 6 mesi dell'anno forse un impegno maggiore nella verifica puntuale delle poste di bilancio avrebbe potuto essere utile, perché da quello che si capisce e si intuisce, la differenza quest'anno la farà chi sarà capace di accompagnare a politiche formali di intervento, che siano però concretamente in grado di intrecciare, incrociare la difficoltà delle crisi economiche e sociale che abbiamo davanti, per ridurre realmente l'impatto che questa crisi avrà sulle persone, sulle famiglie, sulle imprese. In questo quadro a me sembra evidente come l'entità delle risorse a disposizione sia importante, ma altrettanto importante sarà la velocità con la quale permetteremo che le stesse risorse dispieghino i loro effetti concreti nella società. Scegliere di tenere ferme risorse non utilizzate dentro delle poste di bilancio, come è accaduto per esempio in questa regione nel 2020, faccio riferimento alle risorse nazionali stanziate per l'emergenza Covid, oggi io penso sia estremamente e doppiamente grave, proprio perché di quelle risorse allocate e spese rapidamente c'è estremo bisogno. Ecco perché io penso che la manovra di assestamento per il 21 e per il biennio successivo avrebbe dovuto assumere una valenza diversa, perché è innegabile che l'andamento della pandemia già nei primi 6 mesi del 2021 abbia avuto un impatto sul bilancio regionale. Quando abbiamo fatto il bilancio di previsione ci immaginavamo di essere di fronte ad un anno, non dico in discesa, ma di ripresa, di ripartenza, di fuoriuscita. E invece noi oggi, a giugno del 2021, dovremmo ricalibrare quella idea che avevamo anche condiviso, quella speranza, rispetto al fatto che verosimilmente qualche cosa cambierà da qua ai prossimi mesi. Ed è impensabile che l'allocazione di risorse che abbiamo fatto a gennaio con quel tipo di aspettativa possa essere ancora adatto a metà anno. Ecco perché, lo ripeto, io penso che sia invece indispensabile l'accertamento puntuale delle poste che dal rendiconto si trasferiscono sul bilancio di previsione, ma altrettanto importante sarebbe stato procedere ad una verifica puntuale degli impegni, delle spese realmente sostenute, di quelle non ancora realizzate, proprio per andare a ricercare le risorse sostanzialmente libere e poterne eventualmente disegnare una nuova collocazione. Perché guardate colleghi, ci sono delle priorità che attendono risposte e su quelle, secondo me, a mio giudizio, si sarebbe dovuto investire di più. La priorità del contrasto alle diseguaglianze territoriali, sociali, economiche, acuite con la pandemia, il rilancio dell'economia regionale, del lavoro, degli investimenti, che avrà un rallentamento nei prossimi mesi, il sostegno agli enti locali, un utilizzo più efficace della leva della spesa pubblica in conto capitale per rimettere in moto anche gli investimenti privati. Ecco, io credo che questa manovra, oltre alle risorse liberate dagli aggiustamenti tecnici, avrebbe dovuto essere costruita con lo sforzo di individuare risorse aggiuntive, con lo sforzo di mettere in campo una proposta organica, perché 13 milioni e mezzo di euro di risorse nuove è troppo poco per affrontare il semestre che abbiamo davanti. E questo lo dico pur avendo come minoranze condiviso con la maggioranza un iter accelerato per questa manovra, perché quando Assessore ci siamo detti abbiamo bisogno di disporre subito di queste risorse, abbiamo costruito comunemente un percorso di questo tipo. La manovra di assestamento arriva in aula esattamente una settimana dopo il rendiconto, con un percorso velocissimo che abbiamo condiviso proprio perché la necessità è condivisa, ma la necessità è certamente quella di mettere a terra queste risorse liberate da manovre tecniche, ma noi pensiamo che ci sia anche la necessità di aggiungere risorse e che attraverso una verifica puntuale delle poste e una variazione di bilancio collegata si sarebbe potuto fare di più.
Faccio solo alcuni esempi che avrebbero potuto essere contenute in una variazione di bilancio e che spero vengano considerate per le prossime settimane. Il sostegno alle imprese, specie nel settore turistico come filiera lunga, non si può esaurire con 900.000 euro solo in promozione turistica, perché guardate che le riaperture, la zona bianca, per quanto durerà, associata ancora ad un elevato numero di contagi, significa che le imprese del turismo e della filiera lunga saranno costrette nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a dover sostenere delle spese aggiuntive, ad esempio per le verifiche e i controlli sulle vaccinazioni. E noi a quell'esigenza avremmo dovuto già dare una risposta. Le politiche attive per il lavoro, la formazione saranno strategiche per riaccompagnare le ripartenze. Non possono bastare 450.000 euro per la formazione dell'artigianato, serve un grande investimento per una riformazione, una rimessione dentro il mercato del lavoro completamente aggiornata rispetto alle nuove necessità. E infine lo sport e la cultura, guardate, due settori decisamente penalizzati dalla pandemia, che se non saranno debitamente sostenuti possono, al contrario, contribuire all'aumento, alla creazione di diseguaglianze sociali. Allora, ripeto, riconosco uno sforzo importante nell'ambito culturale, ma guardate che lo sport è dimenticato di questa manovra di bilancio. 300.000 euro soltanto nuovamente per i Giochi Olimpici di Cortina, quando invece lo sport è un grandissimo veicolo di riduzione delle diseguaglianze. Il sostegno dello sport in questa fase aiuta i ragazzi e le famiglie ad affrontare i disagi che sono stati causati dalla pandemia, e in questa manovra lo sport non c'è. Chiudo citando il trasporto pubblico locale. Nessuno di noi sa come sarà la ripartenza delle scuole a settembre. So che condivideremo l'impegno e l'obiettivo di riaprire tutto e riaprire subito. E tutti confidiamo che il virus ora di settembre sia contenuto, ma nessuno di noi dimentica come è andata la vicenda del trasporto pubblico locale a settembre 2020 anche in questa regione. Allora forse programmare già adesso delle risorse aggiuntive che l'assessore può avere a disposizione qualora a settembre le si dovrà dire, come a settembre dell'anno scorso è successo, tra 2 settimane devi trovare altri veicoli. O addirittura sarebbe stato carino sul tema del trasporto pubblico locale preordinare già ora degli incentivi per il trasporto pubblico gratuito, per esempio come fanno altre regioni per i ragazzi che riprendono la scuola a settembre. E chiudo con le famiglie che stanno pagando un prezzo altissimo. Ora avanzo questa proposta, per quest'anno mi sembra complicata, ai consiglieri per il prossimo anno. Cioè noi come Consiglio regionale, sotto diverse forme, devolviamo al bilancio della Regione 6,6 milioni di euro quest'anno e mediamente ogni anno. Ma perché non pensare dall'anno prossimo che le risorse che il Consiglio devolve alla Giunta abbiano una finalità specifica e non vengano assunte dal bilancio regionale come risorse libere, attraverso l'individuazione condivisa di una priorità. E quindi il Consiglio restituisce risorse ma chiede alla Giunta di indirizzarle rispetto ad una questione che per noi è sostanziale. Per esempio mi sarebbe piaciuto che quei 6,6 milioni che quest'anno il Consiglio dà alla Giunta fossero stati indirizzati ad un unico intervento a favore di quella categoria di cittadini veneti che secondo me ha pagato il prezzo più caro della pandemia e che forse sono troppo poco considerati nelle politiche pubbliche in generale, gli adolescenti. Ci siamo occupati di tutti durante questa pandemia, dai ristoratori agli albergatori, agli imprenditori, agli anziani. Parlo della Regione del Veneto, ma in generale della pubblica amministrazione. Sarebbe stato bello se il Consiglio regionale avesse detto alla Giunta: i nostri 6,6 milioni li vogliamo investire, io faccio questa proposta, su politiche a sostegno dell'adolescenza, per il supporto psicologico, per un trasporto pubblico in sicurezza, per una garanzia di un'attività sportiva realmente accessibile. Può essere un esempio, una proposta che sicuramente avrebbe intercettato però un rischio oggettivo, che è quello di marginalizzazione, di povertà educativa, di abbandono scolastico, che sono tutti indicatori che si sono alzati nella pandemia. È un esempio, ma se ne potrebbero fare moltissimi, perché di bisogni da soddisfare ce ne sono tanti. Ecco, io per concludere penso che davvero
questo assestamento di bilancio manchi di questa prospettiva. Dal punto di vista tecnico, lo ricordava correttamente la relatrice Cestaro, è come dire, un documento impeccabile, mi associo ai ringraziamenti degli uffici. Dal punto di vista tecnico è, come sempre, una misura corretta. Temo che sia rinunciataria sotto il punto di vista politico, un'occasione persa rispetto alla possibilità di essere non soltanto una regione virtuosa con i conti pubblici in ordine, ma anche una regione in grado di programmare in maniera condivisa, con un dibattito vero dentro questo Consiglio, i prossimi 6 mesi che ci aspettano. Perché, lo dicevo prima, noi non abbiamo soltanto la responsabilità di chiudere il bilancio in ordine, di non fare debito pubblico, di rientrare col debito pregresso. Noi abbiamo la responsabilità di costruire un sistema di servizi pubblici ai cittadini che rendano questa regione virtuosa non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista politico, e io penso che le risorse dentro il nostro bilancio ci siano, perché ci sono tantissime poste, tantissimi capitoli di bilancio che rimangono pieni a fine anno, lo vediamo ogni anno. Ecco, io credo che la capacità e il lusso di fare cassa in questi anni complicati non possiamo più permettercelo. E dunque, purtroppo, pur, ripeto, condividendo molti degli interventi previsti in questa manovra di assestamento, noi ci saremmo aspettati e ci aspettiamo che il modo di procedere cambi, e cioè che si proceda appunto ad una verifica puntuale di tutte le poste, che si riesca ad ottenere una quantità di risorse tali da poter riprogrammare e riprogettare politiche pubbliche per bisogni emergenti che da qui a fine anno sicuramente dovremo incrociare. Grazie.